telespettatori di Telefriuli, bentornati qui al Punto, bentornato anche al sindaco di Pasini di Prato, Andrea Pozzo, bentornato sindaco. Buongiorno, saluti a tutti. Bene, allora iniziamo subito con un tema abbastanza grosso, quello della tangenziale sud. Ultimamente abbiamo visto che sono ritrovati tutti i sindaci in quel di Campoformido. Pasini di Prato ha avuto un'azione diversa perché c'è stato un po' un stop and go, no sindaco? Assolutamente Ecco, sì. spieghiamo un po' l'azione dell'amministrazione di Pasini di Prato. L'amministrazione di Pasini di Prato, dopo ormai decenni che si parla di tangenziale sud, ha messo in atto anche una soluzione di difesa del territorio alternativa alla realizzazione dell'opera. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione della tangenziale sud e questo è il primo elemento fondamentale. La tangenziale sud deve essere fatta perché risolve un grosso problema di collegamento tra la Pontebana e il traffico che si dirige verso Gorizia fondamentalmente. Noi riteniamo che chi intende muoversi verso Treviso continuerà a utilizzare la Pontebana tradizionale, salvo ovviamente divieti che però sono ancora lontani da venire. Noi in questa ottica abbiamo predisposto un collegamento tra la Pontebana e la strada di Sedegliano che fondamentalmente porterebbe tutto il traffico fuori da Santa Caterina, fuori dai centri abitati, in collegamento diretto con l'autostrada. Quindi diciamo che le due cose congiunte, realizzazione della tangenziale sud, collegamento di bretella, diciamo di protezione della frazione di Santa Caterina, di Pasini di Prato e anche della zona di Udine che insiste sul Viale Venezia, significherebbe risolvere completamente il problema del traffico per quanto riguarda la nostra comunità. Quindi da una parte è una cosa insieme con gli altri comuni e invece questa bretella in maniera autonoma perché sì, mi pare che la zona è quasi esclusiva di Pasini di Prato. Diciamo che qualche altro comune, ma insomma il grosso lì. La bretella è praticamente la parte di nostro interesse è ovviamente completamente sul territorio di Pasini di Prato. A noi basterebbe veramente aprire sulla grandissima rotonda sottopasso che abbiamo realizzato dove c'è l'ex passaggio a livello, oggi ormai diventata zona libera, e in quel punto ci si può collegare direttamente con la ZAP di Pasini di Prato, il che significa fondamentalmente risolvere tutto il problema del traffico pesante. Ecco Sindaco, la questione del rapporto dell'Interland con la città di Udine e di Pasini di Prato che è il comune, non dico privilegiato, ma comunque è un tutt'uno insomma, no? Sì. Sono stati in passato alcuni problemi che riguardano, il complesso di Italia 90, ma poi anche la questione dei confini. Ecco, c'è un dialogo proficuo? Non c'è? Perché il sindaco Fontanini ha sempre dichiarato che va tutto bene. Sì, allora noi abbiamo un contatto continuo con la città di Udine e devo dire che con l'amministrazione Fontanini i contatti ci sono e sono assolutamente ottimali. Questo ci ha consentito anche di trasformare quelli che sono atti diplomatici in veri e propri accordi convenzionali, come ad esempio sull'area del camping di Italia 90, sulla quale la grande preoccupazione del comune di Pasini di Prato era quella di non avere sul territorio insediamenti che potessero in qualche maniera appesantire la situazione sociale del comune di Pasini di Prato. Parlo ovviamente di campi rom, parlo di centri per raccolta di immigrati. Noi abbiamo messo un veto assoluto in questa condizione perché significava riempire la frazione di Passonsa, il capoluogo, di persone che comunque hanno delle criticità di ordine sociale determinate ovviamente dal fatto che queste forme di accampamento poi la popolazione non può restare all'interno della struttura evidentemente. Fatta questa precisazione e chiusa la convenzione in questi termini, noi abbiamo dato la disponibilità a questo punto a dare i collegamenti e le servitù tecnologiche che danno la possibilità di riqualificare l'area. Io credo che la sinergia tra il comune di Pasini di Prato, il comune di Udine e la regione possa portare ad una riqualificazione dell'area. Ecco, poi c'è sempre il tema sul tappeto delle aree vaste, queste EDR che sono state varate dalla regione che però non sono ancora partite. Mi pare che ci sono dei commissari, per esempio nell'ex provincia di Udine, nell'area diciamo così più corposa. Ecco, come stanno andando le cose e cosa serviranno? E secondo lei, se queste cose andranno a buon fine, cosa... Questa è una domanda, è una provocazione che colgo e alla quale rispondo. Io, diciamo, come persona particolarmente attenta alle istituzioni, all'ordinamento nazionale, dico che l'Italia non nasce né sui comuni né sulle regioni, nasce sulle province. Tutte le strutture nazionali
hanno come base la provincia e questo è un elemento che a volte sfugge. Non dobbiamo dimenticarci che il comune di Casentino di Prato ha sempre diciamo, osteggiato qualsiasi forma che prevedesse una diminuzione della propria autonomia e sovranità in qualsiasi altro tipo di ente. Tant'è vero che noi non siamo entrati nelle UTI e devo dire che abbiamo amministrato benissimo, in grande salute e con grande soddisfazione di risultati ed economica, senza avere nessun appoggio da parte delle nuove istituzioni che erano le UTI. Le EDR adesso vedremo che cosa propongono, perché noi abbiamo avuto tante esperienze, abbiamo avuto le Aster, abbiamo avuto le forme convenzionali, adesso c'è questa nuova. Io auguro buona fortuna ovviamente a questo modello, ma non dimentichiamoci che tutta la Repubblica si basa sulle province, che gli ordinamenti, che siano di polizia, che siano di tribunali, che siano di esercito, che siano di guardia di finanza, tutti gli ordinamenti sono provinciali. Non perdiamo il coordinamento provinciale perché ci indeboliamo. Non dimentichiamoci peraltro che la provincia di Udine in gran parte rappresenta il Friuli. Ecco, quindi mi pare di capire che le cose non sono ancora assestate, ecco Sindaco. Ecco, però il legislatore regionale ha dato una mano ai sindaci aumentando queste indennità che per qualcuno sono poca cosa, per qualcuno va bene, per qualcuno al contrario. In sostanza è un aiuto, insomma, così, per dare una mano ai sindaci. Ecco, cosa ne pensa? La coperta dicono che è troppo corta oppure il sindaco prende meno del consigliere regionale? Questo io sono d'accordo con chi dice così. Insomma, voglio dire, il consigliere regionale probabilmente è la figura più privilegiata, nel senso che a parte diciamo, il fatto di non avere nessuna responsabilità amministrativa, l'indennità la conosciamo, quindi è evidente che c'è una simmetria. Io dico questo, ci sono due elementi fondamentali nella valutazione dell'indennità. Il primo è che il sindaco deve essere, è una figura, non è un lavoro che dura tutta la vita, è una cosa che uno deve fare per un certo periodo e io sono favorevolissimo al fatto che dopo 2 mandati il sindaco non debba ripetere ulteriormente questa esperienza, perché poi il sindaco che continua ad amministrare diventa invincibile, perché è chiaro che avendo il contatto con la propria comunità in maniera continuata rischia in qualche maniera, dopo un certo periodo di tempo che deve essere determinato dalla legge, i 2 mandati, 3 mandati, è indifferente, l'importante è che il tempo non sia a vita, è fondamentale quindi che ci sia questa cesura, questa interruzione. Mentre fa questa attività, siccome si assume delle responsabilità che sono multiple rispetto a quelle di un consigliere regionale o di qualsiasi altra figura, deve esserci anche un'indennità che in qualche maniera lo renda in qualche maniera anche credibile rispetto alla struttura che amministra, perché è chiaro che se l'ultimo delle persone che vanno a fare la raccolta per le strade ha un'indennità superiore a quella del sindaco, ci sono delle persone che hanno un lavoro e possono permettersi di farlo ugualmente, ma ci sono anche persone che probabilmente devono anche fare un ragionamento su cosa conviene e cosa non conviene fare. Quindi secondo me che ci sia un'indennità adeguata è giusto. Devo dire che l'impegno adottato dalla Regione in questo passaggio è stato significativo. In questo momento abbiamo raggiunto un livello di sufficienza, ecco, diciamo così, mentre invece fino a qualche mese fa era assolutamente improponibile. Ecco, poi c'è la questione delle piante organiche e dei segretari comunali in particolare. Ecco, come siamo a Casentino di Prato, e comunque sia un segretario comunale mi pare che ci vuole, no? No, ma, scusate, quasi 10.000 abitanti, per cui sembra no, una cosa... È improponibile. Il sistema dei segretari comunali è improponibile, nel senso che tutte le amministrazioni senza segretario comunale sanno benissimo che trovare un segretario comunale è un'impresa complicatissima. Il segretario comunale riveste contemporaneamente sia il ruolo di segreteria sia quello di funzionario, dirigente, e nonostante non ne abbia il titolo, e quindi devo dire che c'è un grande equivoco di fondo. Noi dovremmo avere una figura di segretario comunale che viene a fare soltanto le giunte e i consigli e diciamo dichiarare la legittimità degli atti, ma quello che manca alle amministrazioni, soprattutto di grandi dimensioni, sono dei dirigenti. Non esistono delle strutture di dimensioni come un comune, non so, Casentino di Prato ha circa 10.000 abitanti e quindi significa 40-50 persone che lavorano a tempo pieno, non c'è un dirigente. Allora quello che io propongo è di andare nella direzione dell'individuazione del dirigente, persona individuata dal sindaco che gestisce la struttura operativa e che ha il potere di intervento e di organizzazione per far sì che le condizioni siano ottimali. In questo momento purtroppo molto spesso capita che questo ruolo lo svolga il sindaco, che invece dovrebbe essere
la figura che dà le linee e gli indirizzi politici. Ecco, io penso che dobbiamo andare nella direzione della creazione di professionalità che facciano da dirigenti nel pubblico come ce l'ha il privato. Quando arriveremo a questo livello avremo un miglioramento complessivo di tutte le strutture, sia piccole sia grandi, sia di dimensioni ovviamente regionali. Ecco, si parla molto di servizi e naturalmente i lavori pubblici non sono servizi ma propongono dei servizi, per cui come siamo a Pasini di Prato con i lavori pubblici, con le opere in sostanza? Pasini di Prato è... C'è un certo malumore, sindaco. Sì, ma Pasini di Prato però è uno dei comuni dove diciamo, si sono realizzate più opere pubbliche, diciamo un comune di 10.000 abitanti sui quali nel giro di un solo mandato si è andati dalla realizzazione del sottopasso all'allargamento della struttura polifunzionale, dalla realizzazione della nuova scuola media alla realizzazione del centro di educazione giovanile, dalla realizzazione in convenzione della casa di riposo alla realizzazione, che sarà di prossima ovviamente inaugurazione, della social housing. Devo dire che... ecco, scusi, a che punto è il social housing? Il social housing, come diciamo, vedono i cittadini che passano per via Roma, ormai ha già raggiunto il tetto e anche le finiture esterne, stanno terminando la parte impiantistica interna, quindi io credo che nel giro di un 6 mesi potremo partire con le convenzioni e con diciamo, l'assegnazione dei primi alloggi. Quindi il Covid ha fatto slittare un po' tutto in sostanza? Il Covid ha fatto slittare, sicuramente ci sono stati mesi e mesi nei quali era impossibile lavorare. Devo dire però che sono ugualmente soddisfatto perché non dimentichiamoci che l'opera è iniziata col mio secondo mandato e dopo 2 anni è praticamente già terminata, Covid insistendo. Nel frattempo non dobbiamo dimenticarci che una marea di nuove opere stanno venendo avanti e l'intenzione è anche quello di dare dotazioni nuove alle strutture comunali, in particolare abbiamo la nuova convenzione di polizia Compagnaco, oggi il corpo ha superato i 10 agenti, è diventato corpo e quindi avrà bisogno di una propria sede operativa e dobbiamo anche cominciare a pensare a realizzare collegamenti e piste ciclabili per fare in modo che Pasini di Prato, che è centrale e nevralgico, possa gestire quei flussi lenti che stanno diventando in questo momento molto importanti. Molta popolazione scende dall'Austria fino a Venezia e poi risale in treno. C'era un punto, no? Bonavilla mi pare che era un punto. Noi dovremmo, esattamente, l'intenzione sarebbe quella di creare un punto per accoglierli e dargli una rappresentazione della grandissima offerta che la nostra regione ha a disposizione. Ecco, prima di lasciarci, la questione dei rifiuti solidi urbani. Molti cittadini mi hanno messaggiato dicendo ma troviamo dei rifiuti nella Lavia, che è un posto meraviglioso che abbiamo noi a Pasini di Prato, troviamo abbandonati qua. E non c'è un'adeguata vigilanza oppure è proprio la causa solo dei cittadini? Allora, se noi prendiamo una bici e andiamo dal Pasini di Prato, facciamo il giro dell'intero interno udinese o nelle campagne fino diciamo, alle zone più aperte, io questo lo faccio, molto spesso mi capita di andare verso San Marco, di andare io vengo accompagnato tutta la strada, amministrazione per amministrazione, comune per comune, da una miriade di immondizie che vengono lasciate sui cigli delle strade. Qui è un problema purtroppo di 2 tipi. Il primo di cultura, cioè abbiamo persone che non comprendono quanto grave è il danno ambientale quando si lasciano questi materiali. Per quanto riguarda la vigilanza, noi abbiamo fatto degli incontri anche con la polizia locale, siamo uno dei comuni più videosorvegliati della regione, ma nonostante questo è impossibile quando si va in aperta campagna beccare chi va lì col sacchetto a buttarlo. Io penso che la fatica di andare a buttare il sacchetto, quando abbiamo 3 ecopiazzole aperte del comune, l'unico comune, Udine ne ha 2, noi ne abbiamo 3, cioè tanto per avere un'idea, incredibile. Significa che purtroppo io dico solo questo, lasciatesene beccare uno. Bene, allora questo è l'appello del sindaco, naturalmente i propositi sono sempre sani. Ringraziamo il sindaco di Prato per la sua partecipazione, naturalmente anche per la sua disponibilità. Naturalmente noi ci vediamo la prossima volta con un altro sindaco, sempre dell'Interland udinese. Alla prossima. Arrivederci.